E sono qui a presentarvi oggi questa crew della nostra scuola, si chiamano Black Stars, sono dei ragazzi molto giovani ma già direi abbastanza esperti nel mondo dell'hip hop. Quando ci è stato proposto di fare questa sigla per questo evento internazionale, il Top Voice, la coreografia è stata studiata, pensata e quindi poi realizzata da Daniela Pescarolo, che è una bravissima danzatrice e professionista, oltre che docente e anche coreografa. Il gruppo è molto effervescente, sono dei ragazzi molto giovani che lavorano con noi e studiano già da un po' di tempo, animati soprattutto da una grandissima passione. Abbiamo creato una coreografia che avesse nella brevità della sigla, perché era appunto la sigla, già tutti gli elementi dinamici di quella che è la danza hip hop, lo stile hip hop. La street dance è una danza che piace molto ai giovani adesso perché si avvicina al mondo dei videoclip che loro adorano e con questa sigla di Top Voice ci siamo un po' avvicinati, gli abbiamo fatto vivere un piccolo sogno. Per la sigla di Top Voice cercavamo una voce che fosse identificativa del nostro festival, quindi che fosse una voce sicuramente fresca e personale. Molte sono state le voci selezionate, quindi provinate. Abbiamo cercato poi di capire se la vocalità fosse appunto in attinenza con il testo, con le parole, con il mood della canzone. Poi tra i vari provini, quando abbiamo sentito la voce di Sofia, subito all'unanimità abbiamo detto questa è la voce giusta. Siamo entrati quindi in studio con lei e abbiamo realizzato diverse prove, diversi test, fino alla realizzazione della traccia definitiva, che è stata poi la traccia che avete sentito nella sigla di Top Voice Italia. Cantare per la sigla di Top Voice è stato molto emozionante, non mi aspettavo per niente di essere scelta e poi sapere che sarebbe stata ripetuta tantissime volte durante la competizione è stato molto bello.